molto sconcertata nel sentire Eva fare certi discorsi, al di là di ogni ragionevolezza. Io credo che la nostra piccola Eva sia molto infelice e che vada avanti soltanto per forza di nervi, ma che prima o poi possa cedere. Tu davvero pensi questo? Sì, sì, lo penso. Dov'è adesso? È andata a preparare Elena per la notte. Ti dispiace sederti un momento? Voglio provare a spiegarti che cosa penso di mia moglie, quello che veramente ho capito di lei. Quando le chiesi di sposarmi, Eva fu molto sincera con me, mi disse subito che non mi amava. Cosa mi dici? Allora io le chiesi se fosse innamorata di qualcun altro e lei mi rispose che in tutta la sua vita lei non aveva mai amato nessuno, che non era capace di amare. Per qualche anno abbiamo vissuto io e lei da soli e poi è arrivato Henry, un regalo inaspettato, non speravamo più di avere un figlio nostro, avevamo anche pensato di adottarne uno. Ecco, durante la gravidanza Eva ebbe una trasformazione totale. Sembrava come rifiorita, diventò allegra, serena, estroversa. Improvvisamente capivo di essere felici. Io sono più vecchio di Eva, lo sai, e fino a un momento avevo la sensazione che un velo grigio appannasse la mia esistenza. Non so se riesco a spiegarmi. Se guardavo indietro potevo dire a me stesso, così è andata la mia vita. E questo è il risultato. Poi invece all'improvviso era avvenuto il miracolo. La nascita del bambino fu un evento inatteso, meraviglioso. Scusami Charlotte, è ancora molto difficile per me parlarne. Con Henrik abbiamo vissuto momenti che né io né Eva avevamo mai sperato di vivere. E tu avresti dovuto vedere Eva, avresti proprio dovuto vederla in quel periodo. Sì, sì, no. Io infatti mi ricordo benissimo della nascita del piccolo Henrik. Mi trovavo a Zurigo e registravo delle sonate di Mozart, ero molto impegnata, non sono riuscita a trovare un solo giorno libero. Ti abbiamo invitato molte volte, ma tu non sei mai venuta a trovarci. No, non potevo. Guardaci. Quando Henrik annegò, per me quel velo grigio divenne ancora più grigio. Per Eva invece fu tutto diverso. Diverso? In che modo diverso? Voglio dire che dentro di lei il suo sentimento è rimasto lo stesso, o così almeno sembra. Charlotte, se Eva è convinta che il suo bambino sia ancora vivo e le stia accanto, perché non potrebbe essere così? Lei non me ne parla quasi mai, forse ha paura di turbarmi, ma chissà che non ha ragione. Quello che lei dice sembra vero. E io le credo. È naturale, Victor, tu sei un pastore. La poca fede che mi è rimasta vive anzi solamente delle certezze mie. Mi dispiace, Victor. Non volevo offenderti. No. Charlotte, vedi, a differenza tua e di Eva, io non ho certezze. Sono incerto e dispersivo e quindi solamente con loro. Scusami ancora,